È successo che durante il lockdown io ho preparato una scritta per mia figlia e ho inserito la foto in un post di Facebook e immediatamente c'è stata una reazione molto intensa da parte dei miei contatti di Facebook, tant'è che 24 ore dopo ho aperto un gruppo che adesso ha più di 1800 membri. È un fenomeno social e diciamo è un po' quasi un contrasto di concetti, perché la scritta è veramente antichissima come tradizione e adesso è improvvisamente anche molto nota grazie agli strumenti moderni di comunicazione. La scritta è un impasto di farina, acqua e sale. È difficile dire dove nasce perché è comune a tutte le tradizioni culinarie e dai tempi più antichi, quindi a millenni la scritta. Il nome significa schiacciata, qualcuno dice schietta perché è fatta con alimenti molto semplici, in realtà proprio significa schiacciata perché non ha lievito. Difficile dire quando nasce, si potrebbe dire che la scritta c'è da sempre. Il chisulin è uno dei tantissimi parenti della scritta perché i suoi ingredienti di base sono proprio acqua, farina e un pizzico di sale. L'idea di questo matrimonio è venuta a Luciano Bulgarelli, presidente della cantina sociale di Quistello, proprio vedendo che c'è una parentela molto stretta con la scritta. L'obiettivo però di questa sera è stare in compagnia, uno spirito conviviale, per cui non vi stanco più e vi auguro davvero una buona serata e un buon divertimento alla scoperta dei gusti del nostro territorio, e vedo anche tante persone che non sono di Quistello e questo è molto molto positivo, per cui un caloroso benvenuto a tutti e mi raccomando tornate poi a scoprire man mano i prodotti della cantina e le tante altre tipicità che il nostro territorio offre e che la cantina sa ben proporre, perché di fatto qui non c'è solo vino ma c'è tutto. Tutto è nato via social, come si suol dire, nel momento del lockdown, no? Era nato questo gruppo, no, della scritta, coordinato da Cinzia Montagna, e una bella volta mi è venuta voglia di rispondere e dire: ma ascolta, qualche volta mi inviterete ad assaggiare questa scritta? Sì, ma dai, molto volentieri, no? E vabbè, se voi ci mettete la scritta noi ci mettiamo la cantina, no? Quindi da lì è nata l'idea. E ovviamente l'idea poi nasce da due prodotti che hanno la stessa base, quindi acqua, farina, sale. Nel nostro caso ci va un po' di lievito, però sono prodotti molto poveri, molto antichi. Le ricette, gli studiosi, qualcuno li fa riferimento ai Longobardi, quindi andiamo molto indietro nel tempo, e inizialmente era partita come una disfida tra due prodotti, però secondo me non era il caso fare una disfida perché sono due prodotti che tutti e due eccellenti, quindi non si poteva dare un giudizio, e quindi non perché non unirli, quindi fare a questo punto un connubio, un matrimonio, ecco, e celebrarlo qua a Quistello. Quindi questa è l'idea che è nata così, senza nulla di preordinato. Avremo bollicine a volontà, quindi bollicine dell'Oltrepo pavese e bollicine dell'Oltrepo mantovano. Quindi avremo due spumanti, avremo ovviamente il Lambrusco, avremo la Croatina frizzante, che è un vino rosso dell'Oltrepo, e poi per terminare un moscato delle terre di Quistello e un sangue di Giuda dell'Oltrepo pavese. Quindi meglio di così la rappresentazione non poteva essere, ecco. Quindi ovviamente la bollicina si presta molto perché sono prodotti grassi, perché l'abbinamento è fatto principalmente con dei salumi e delle salse abbastanza ricche di grasso, quindi la bollicina fa la padrona.